Era stato scarcerato dopo aver tentato di rapinare un internet point in via Zensona a Treviso distruggendo il negozio. Rimesso in libertà subito dopo, aggredito con un coltello alla gola un operatore della Caritas. Ora il bengalese 35enne rimarrà in carcere con l'accusa di tentato omicidio. Deve anche rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Durante l'arresto ha ingaggiato una colluttazione con i poliziotti. Una vicenda che ha sollevato lo sdegno del mondo politico e dei cittadini. L'ipotesi di tentato omicidio, ha detto il procuratore capo Marco Martani, è legata dalla parte del corpo che è stata attinta nell'aggressione, ovvero il collo. Si è trattato di un'azione potenzialmente pericolosa che ha raggiunto una zona che poteva essere anche mortale. Restiamo comunque aperti a qualsiasi tipo di accertamento suppletivo a partire dalla perizia psichiatrica. È proprio questo che ha chiesto il legale l'avvocato Matteo Macagnani. Ho rilevato seppur da un'iniziale disamina dei fatti, alcuni profili che a mio avviso possono connotare o da cui desumere un disagio psicologico, psichiatrico, per cui ritengo utile procedere a questo accertamento. Io ho chiesto appunto questa perizia sulla capacità di intendere al momento dei fatti e sulla pericolosità sociale in incidente probatorio. Durante l'interrogatorio di garanzia il 35enne si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma avrebbe raccontato al suo legale la vita di stenti di questi 7 anni da quando è arrivato in Italia. Aveva chiesto più volte lo status di rifugiato, non solo. E lui dice che erano 3 anni che appunto sopravviveva alla Caritas e dormendo per strada. Poi questo ovviamente è quanto mi ha riferito, sarà oggetto di verifica anche questo, se può essere utile per una complessiva valutazione di quella che è la sua situazione. Dopo aver ferito l'operatore della Caritas, il 35enne era fuggito. Solo grazie all'intervento tempestivo dei carabinieri l'uomo era stato identificato come lo stesso autore della tentata rapina di via Zensone del giorno prima. Ora si trova nel carcere di Santa Bona.